E andiamo ora in Puglia, Bari, anche qui posti di blocco rafforzati soprattutto sulle strade che portano al mare. Andiamo dal nostro inviato Giacinto Pinto. Noi siamo su quello che i baresi conoscono come il molo di San Nicola. Vedete, si presenta silenzioso e spettrale, eppure anche in questo momento sulla via del mare sono in corso i posti di blocco da parte delle forze dell'ordine. Poco fa una pattuglia dei vigili urbani della Polizia Municipale di Bari ha fermato un signore in auto e questo ha spiegato: sto andando in una pescheria dall'altra parte della città per acquistare del pesce. A quel punto è scattata la sanzione, 280 euro di multa. E nel Foggiano a Cerignola l'episodio più violento, forzato un posto di blocco. Il posto di blocco era quello da parte di una pattuglia dei carabinieri. Queste persone sono state arrestate appunto perché non avevano rispettato dei pubblici ufficiali. E poi qui al sud c'è la tragedia di Caserta, dove ieri sera un bambino di 3 anni che giocava sul balcone di casa è precipitato dal 4º piano e purtroppo è morto. Linea allo studio. Avete sentito il discorso di